Euroregioni News. CDA annuncia un nuovo piano di welfare aziendale. Scuola, informazione, sanità, spesa alimentare e agevolazioni in azienda. La CDA di Talmassons, società di gestione di distributori automatici, ha annunciato uno speciale piano di welfare aziendale per i propri lavoratori. Nel 2016 e nel 2017 avevamo scelto di condividere con il nostro personale parte degli utili. Con il 2018 abbiamo deciso sia di proseguire su questa strada attraverso la distribuzione di 30.000 euro, sia di puntare ulteriormente sul welfare aziendale con un piano strutturato, afferma Fabrizio Cattelan, CEO di CDA. Il fatto che il 58% del personale abbia più di 10 anni di servizio significa che CDA è un ambiente di lavoro positivo. Anche quest'anno abbiamo deciso di portare avanti la nostra piattaforma di welfare. Gli anni passati avevamo deciso solamente di dividere degli utili come il personale. Quest'anno abbiamo voluto ampliare questa formula. Abbiamo messo a disposizione una piattaforma dove possono acquistare dei libri di testo per i propri figli, piuttosto che acquistare un testo solamente per loro. E inoltre abbiamo messo a disposizione il lavaggio aziendale, possono lavare l'auto ogni 15 giorni, piuttosto che abbiamo creato degli acquisti centralizzati dove possono fare degli acquisti per poi recapitati qui direttamente in azienda. Si può utilizzare l'indirizzo aziendale per far recapitare dei pacchi acquistati online, quindi abbiamo voluto dare un ancora più ampio respiro a quelle che erano le formule fatte gli anni precedenti. Questo perché? Perché riteniamo che se un'azienda va bene non è merito solamente di chi guida, e quindi è corretto dividere una parte di risultato economico e mettere a disposizione quelli che sono dei servizi che facilmente possono essere erogati personalmente ai nostri dipendenti proprio verso di loro, proprio per fare decollare quel link fra azienda e personale che magari in passato magari non avevamo dato la giusta attenzione. Questo per me è un metodo di fare azienda per mettersi un po' a prova di futuro e per cambiare magari dei metodi che magari in passato non avevano dato sempre i risultati ottenuti. Abbiamo visto aumentare la produttività, crescere il senso di appartenenza da parte delle persone, e tutti questi aspetti sono stati veramente riconosciuti da parte del personale stesso. A mio avviso questo è un ottimo metodo per cambiare delle politiche magari aziendali che in passato magari venivano lasciate al caso. Euroregioni News.